Positivo nel metodo, positivo nel contenuto, perché il Ministro ha mostrato di essere sul pezzo, di non avere pregiudiziali ma di voler confrontarsi sul merito. Finalmente dai titoli passiamo ai contenuti. I consiglieri regionali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono soddisfatti della visita in Veneto del ministro Francesco Boccia. L'autonomia rimane un tema caldo, capace di unire ma anche di generare polemiche tra ex alleati a Roma. Abbiamo assistito per 14 mesi al teatrino della Lega, che ha insistito a dire che erano il Movimento 5 Stelle a dire di no all'autonomia, mentre oggi abbiamo scoperto che i principali motivi di conflitto derivavano proprio da precedenti ministri della Lega Nord. Questo ce l'ha detto ieri Boccia, oggi ci chiederemo subito questi documenti, li analizzeremo e poi produrremo i risultati. Possiamo raccontare tante favole agli elettori, sta di fatto che se c'è un movimento che ha portato avanti la tematica dell'autonomia con i suoi ministri, questa è stata la Lega. Quella cosa che invece mi dispiace di ieri è che il ministro Boccia abbia incontrato solamente i consiglieri regionali del PD e del Movimento 5 Stelle. Visto il suo ruolo istituzionale avrebbe fatto bene, come anche noi avevamo richiesto, incontrare tutti i consiglieri regionali. Tra chi osserva dall'esterno, i dubbi sull'esito del processo d'autonomia non mancano. Temo che con un governo che io chiamo governo del Sud sia un po' difficile pensare positivo che si possa raggiungere in tempi rapidi l'autonomia che il Veneto vuole. Se ci saranno solo deleghe e non ci saranno le risorse per gestire queste deleghe, è inutile avere quell'autonomia che invece i veneti guardano soprattutto sotto l'aspetto della finanza. C'è poi il dato di consiglieri regionali PD e 5 Stelle che nella convocazione post-vertice con Zaia del ministro Boccia per la prima volta si sono trovati assieme da alleati, seppur a livello nazionale. Noi non abbiamo mai avuto pregiudiziali di sorta, abbiamo tutto l'interesse e il dovere e la responsabilità anche di fare il bene che ci chiedono i cittadini veneti, e porteremo a casa i risultati proprio per questo territorio. Non mi ha fatto nessun effetto, penso che forze che sono insieme al governo e che hanno iniziato un dialogo anche più, diciamo, maggiore anche a livello regionale sia un fatto positivo, insomma, poi dopo se sono rose fioriranno.